Itic. A poco più di un mese dal disastro sfiorato nel canale della Giudecca, Venezia ha rischiato un nuovo incidente con le navi da crociera. Questa volta è capitato in riva dei Sette Martiri. Su quanto accaduto, la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo. Il nuovo incidente sfiorato con una grande nave da crociera scatena una nuova bufera politica. Domani a Spinea i funerali di Cecilia Piva, la dodicenne morta una settimana fa durante una gita in barca col papà. Fiori e sirene per lei sul luogo dell'incidente. Paura nella chiesa di Carpenedo, dove domenica poco prima dell'ultima messa è caduto da oltre 10 metri d'altezza il rosone centrale in ferro e vetro. In preda ai fumi dell'alcol, un uomo in villeggiatura a Caorle infastidiva i passanti. Quando sono intervenuti i carabinieri ha inveito contro di loro ed è stato arrestato. Multa in bacino San Marco, non ci sarà nessuna prescrizione dopo i tanti ricorsi, ora la competenza passa dal magistrato alle acque al comune di Venezia. È rientrato ieri dalla Marmolada ai nostri microfoni la storia di Moreno Pesce, atleta senza una gamba dopo un terribile incidente in moto che sfida le vette più alte. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 Venezia e dunque a poco più di un mese dal disastro sfiorato nel canale della Giudecca, Venezia ha rischiato un nuovo incidente con le navi da crociera. Questa volta è capitato in riva dei Sette Martiri, poco dopo il bacino di San Marco. La sirena d'allarme squarcia il silenzio. Decine di migliaia di tonnellate che sembrano andare alla deriva appaiono all'improvviso in mezzo alla bufera che si è battuta su Venezia. La prua rivolta minacciosamente verso riva dei Sette Martiri. Tra i tavolini del bar, lo scrittore e regista veneziano Roberto Ferrucci inizia a girare col cellulare le immagini che state vedendo. Questa volta spero di non essere denunciato per procurato allarme, scriverà poco dopo sul suo sito. La Costa Deliziosa è lunga quasi 300 metri, ha 1130 cabine, a pieno regime sfiora i 3000 passeggeri più 1100 di equipaggi. Dentro ci sono ristoranti, piscine, palestre, un casinò, un centro di bellezza, un cinema. Insomma, quella che sta arrivando è una città in movimento. Incredulità, rabbia e paura tra chi assiste ad una nuova tragedia sfiorata. Claudio Baltrocco si affaccia alla finestra di casa sfidando la pioggia battente. Ho sentito la sirena della nave ed è spuntata dalla nebbia, perché praticamente c'era una pioggia che sembrava nebbia. C'era uno dei rimorchiatori di supporto che ha fatto una fumata che sembrava che i cilindri del motore se venissero fuori. I primi a vedersela brutta sono le persone sulle imbarcazioni ormeggiate in riva degli Schiavoni. Questo giovane gallese, comandante dello yacht, che si è trovato faccia a faccia con la nave, racconta: ce la siamo vista venire addosso, era enorme, c'era un vento fortissimo, ci sarà passata a circa 25 metri, ma più avanti i metri sembravano essersi ridotti a 10, è stata una cosa incredibile. Chi paradossalmente si è accorto per ultimo del pericolo e chi ha rischiato di più. Lorenza Pedani, ad esempio, era a bordo di quel vaporetto e ha sentito urlare dei turisti. All'improvviso ci siamo trovati al nostro fianco, a pochi metri, un Titanic, totalmente illuminato, questa enorme nave illuminata a testa. Due passeggeri della linea 1 che stava dietro di noi ci avevano filmato e mi hanno detto che ci avevano dato per spacciati e che la nave oltretutto sembrava proprio andare dentro ai giardini. Queste le drammatiche testimonianze e fa discutere una comunicazione radiodiffusa dal gruppo Facebook Venezia non è Disneyland, nella quale si sente la conversazione radio in cui la Capitaneria di Porto chiede al comando della Costa Deliziosa se abbia bisogno di un quarto rimorchiatore. Sì, avanti compamare. Parlando, ho sentito la torre, se ci sono difficoltà considerate il maltempo, in base all'ordinanza siete comunque autorizzati ad aumentare la velocità nei limiti della sicurezza per evitare qualsiasi tipo di collisione con altre unità e con la costa.
bisogno di un quarto rimorchiatore? Siamo a posto col Costa, al momento il vento è sceso e al momento tutto tranquillo per il momento. Comunque manteniamo una velocità leggermente più alta per un governo migliore, visto che comunque c'è ancora vento. Ok comandante, quindi mi conferma che non vi serve il quarto rimorchiatore? No, confermo, va bene così, la ringrazio. Se a voi vi monitoriamo dei sistemi, per qualsiasi cosa contattateci subito, grazie. Questa dunque la conversazione su quanto accaduto ieri sera. Ha aperto un fascicolo la Procura di Venezia. Il nuovo incidente sfiorato con una grande nave da crociera ha scatenato una vera e propria bufera politica. Sentiamo. La Procura di Venezia ha ricevuto dalla Capitaneria di Porto la relazione sugli spostamenti della Costa Deliziosa, la nave da crociera che ha sfiorato pericolosamente Riva dei Sette Martiri. Al momento è aperto un fascicolo senza indagati e ipotesi di reato. Letta la relazione, il pubblico ministero sentirà il comandante della nave, il pilota del porto e i capitani dei 3 rimorchiatori. Si dovrà valutare tra l'altro chi e perché ha deciso di far salpare la nave quando il meteo annunciava le pessime condizioni che da lì a poco si sono puntualmente verificate. Ma oltre all'indagine c'è la nuova bufera politica tra le due fazioni che si affrontano sul futuro della croceristica. Da un lato il sindaco Luigi Brugnaro, favorevole alla deviazione di Marghera, secondo il quale la responsabilità maggiore di quanto è accaduto e di quello che accadrà in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi, riferimento esplicito al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, che al primo cittadino risponde: dopo anni di inerzia anche da parte di quelli della sua area politica, siamo vicini a una soluzione seria per mettere fuori le grandi navi da Venezia. Marghera è un'opzione scellerata per sicurezza e ambiente. Chi prende una posizione netta è anche il presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, lancia una proposta immediata. Che ci sia un blocco provvisorio dell'ingresso delle grandi navi in città e che faremo di tutto perché questa proposta venga dal Comune accettata, dalle autorità competenti accettata, dall'autorità portuale accettata e dal governo accettata. Che la soluzione temporanea sia quella di prendere un provvedimento provvisorio temporaneamente di chiusura dell'ingresso delle navi in bacino, ecco, questo credo che sia importante. Dopo l'incidente sul canale della Giudecca il 2 giugno, Tommaso Cacciari era stato tra i primi ad arrivare per annunciare la grande manifestazione che si era svolta 6 giorni dopo. La misura, dice, è colma. Poteva essere una strage peggiore di quella del 2 giugno. Dimostra, è l'ennesima prova, come se ce ne fosse stato bisogno, non ce n'era, è l'ennesima prova di come queste navi non siano nella maniera più assoluta sicure, come non siano compatibili con la città, con la laguna, con la fragilità di questo sistema. Noi continuiamo a dire che ormai l'unica soluzione possibile è la moratoria. Questi signori hanno avuto 7 anni per trovare una soluzione e continuano a cianciare di cose che non stanno né in cielo né in terra, non hanno idea di dove metterle. E ora sentiamo un po' di reazioni anche tra i veneziani. Signora, preoccupata. Ma terribilmente preoccupata io sono, proprio per l'incapacità dei nostri di trovare una soluzione e di avere il senso del pericolo che corre questa città. 1, 2, aspettiamo il terzo? Dove? Mia cugina che abita lì si è trovata la prua della nave? Lo yacht che stava per essere schiacciato? Insomma, mi pare che sia follia pura, follia e incoscienza anche. La rabbia o l'indignazione per il nuovo incidente ancora una volta sfiorato a Venezia durante il passaggio di una grande nave da crociera si mescola tra i residenti anche ad un senso di fatalismo e quasi di rassegnazione di fronte ad una questione che attende soluzioni da troppo tempo, come tra i clienti del bar da cui è stato realizzato uno dei filmati più impressionanti del passaggio della Costa Deliziosa, ad esempio, un'oasi rara in cui i veneziani rimangono ancora in maggioranza e ne hanno viste tante. È una cosa che purtroppo può succedere, anche perché è la seconda volta nel giro di pochi giorni, per cui secondo me non si sarebbero dovuti muovere con quel tempo. Come mai le navi continuano a passare? Tutti dicono non devono più passare, poi in realtà ancora si continua. Secondo lei come mai? Sicuramente ci sono degli interessi. L'indotto chiama una gran mole di lavoro per tutti, è innegabile questo. Però gli interessi di pochi a scapito di quelli che abitano qui, che sono residenti qui, che sono nati qui.
però anche loro naturalmente con l'indotto, famiglie che lavorano col turismo, quasi tutti qui a Venezia, bene o male, hanno diciamo un influsso turistico. La seconda ripetuta, insomma, abbiamo per poco l'abbiamo scappata qua. Lei ha mai visto, abitando qui, delle scene simili, insomma, in cui ha pensato, caspita? Purtroppo sì, ho visto una in fondo là, verso la Biennale parecchi anni fa, è successo che è venuta proprio in terra, è venuta una nave, adesso mi sembra fosse una nave mercantile, ancora passavano, le mercantili ancora passavano. Purtroppo come si fa a non prevedere che possa succedere? Se passano. Secondo lei, con questi due incidenti che si sono sfiorati nell'ultimo mese, c'è la possibilità che effettivamente si prenda in mano la situazione e cambi qualcosa? Questa volta penso di sì, almeno si spera, non lo so. Lei è più fiduciosa, più ottimista? No, non sono fiduciosa. Lasciamo questa ampia pagina dedicata alle grandi navi e parliamo di autonomia. È finito con un nuovo rinvio, il giorno più atteso su questo tema. Giovedì ci sarà un nuovo confronto. Oggetto del contendere oggi è il maxi vertice romano, in particolar modo la scuola da regionalizzare, con i 5 Stelle che non vogliono che le regioni che chiedono l'autonomia gestiscano direttamente le assunzioni dei docenti. Sentiamo. Può raggiungere l'accordo? Certo, siamo qua apposta, poi con sto caldo. Comincia così il D-Day dell'autonomia poco dopo le 14, ma quella di Salvini non ha la caratura di una cavalcata trionfante. Le intenzioni di chiudere ci sono, ma restano annunci e così si va all'ennesimo rinvio dopo le divergenze sulla regionalizzazione della scuola. Tra il 100 e il 20 ci si può trovare a mezza via, diceva venerdì Salvini, e preoccupa ancora l'accordicchio forse tanto temuto da Zaia, che però spera nel Golden Year, l'anno d'oro dei risultati tra Olimpiadi, Prosecco, UNESCO e perché no, autonomia. Ma anche oggi la fumata è nera, anche se i leghisti parlano di confronto positivo. Chiudere in questo lunedì di luglio pareva a tutti già un sogno difficile da realizzare. La Lega spera entro luglio, i grillini invece puntano sulla melina estiva. Tant'è, il vertice è quello delle grandi occasioni. Ci sono il Premier Conte, i 2 vice Di Maio e Salvini, Giorgetti, i ministri Stefani per le autonomie, Bussetti per l'istruzione, Lezzi per il Sud, il Veneto Fontana, Toninelli infrastrutture, Fraccaro rapporti con il Parlamento e Bonisoli per la cultura, oltre al vice ministro all'economia Laura Castelli. Il governatore Zaia lancia il suo messaggio al tavolo romano: spero vivamente che il Presidente del Consiglio chiuda questa partita, dice, e poi attacca il grillino sottosegretario Buffagni, reo di aver ipotizzato tensioni tra i presidenti di Veneto e Lombardia che distrarrebbero dai contrasti, prendendosela con l'alleato di contratto. La verità è che se c'è un nemico dei 5 Stelle è negli stessi 5 Stelle, replica Zaia, e per capirlo basta leggere le dichiarazioni ondivaghe che rilasciano. Sul tappeto protagonista il tema della scuola, dicevamo, e quel Bussetti che al Corriere del Veneto aveva lasciato intendere come docenti e personale passeranno alla Regione Veneto e anche i sindacati se ne convinceranno. Si sperava nell'oltranza, un confronto acceso ma ultimativo verso la via della preintesa. La cronaca: si svolgeranno domani a Spinea i funerali di Cecilia Piva, la 12enne morta una settimana fa durante una gita in barca col papà. Nel fine settimana c'è stato chi ha voluto ricordarla. Vediamo. A una settimana dalla morte della figlia 12enne Cecilia, il papà Roberto Piva, attraverso il gruppo Diportisti Laguna Veneta, aveva chiesto alle imbarcazioni di attivare le loro sirene all'unisono alle 17:38, la stessa ora della domenica precedente quando è avvenuto il tragico incidente in Bacan. E così è stato. Nonostante il tempo non fosse dei migliori. Molte imbarcazioni infatti non erano in acqua domenica pomeriggio, ma tantissime sono state le manifestazioni di affetto sulla pagina Facebook del gruppo. Sabato pomeriggio invece i volontari della Guardia Costiera hanno portato dei fiori sul luogo dell'incidente. Un sentimento nostro che ci sentivamo in quel momento da esprimere, visto che l'equipaggio fa servizio in quella zona, abbiamo ritenuto di fare questa cosa. Mentre posizionavano i fiori, i volontari si sono imbattuti in un motoscafo che non stava rispettando i limiti e che, secondo quanto ci hanno raccontato, avrebbe anche inveito contro la polizia lagunare. Come al solito il mare ti insegna sempre qualcosa, però in questo caso devo dire che non ha insegnato molto.
come la storia non insegna molto in generale, in laguna purtroppo abbiamo dei casi dove non c'è questo recepimento della responsabilità, del buonsenso, del rispetto per gli altri. Continuiamo noi a ripeterlo, consigliamo anche quando possiamo e siamo nella possibilità di accostare qualche imbarcazione che vediamo è un po' così fuori dalle norme di sicurezza della navigazione, ma sempre a livello di consiglio, perché noi, ripeto per l'ennesima volta, non siamo un organismo repressivo, siamo dei volontari che soccorrono e assistono i diportisti. I funerali di Cecilia saranno celebrati martedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo con la cronaca da Venezia. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, andiamo a Mestre, agli attimi di paura che si sono vissuti ieri nella chiesa di Carpenedo, dove proprio poco prima dell'ultima messa è caduto da oltre 10 metri d'altezza il rosone centrale in ferro e vetro, ferite ma per fortuna soltanto in modo lieve 2 persone. Ecco oggi quel che resta del rosone centrale interno transennato dalle panche della stessa chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo Mestre, dove ieri è caduto da un'altezza di oltre 10 metri, proprio mentre i fedeli stavano varcando l'ingresso all'inizio dell'ultima omelia domenicale, quella delle 18:30, e provocando un paio di feriti, sebbene in maniera lieve, tanto che entrambi sembra abbiano preferito le cure sul posto a quelle del pronto soccorso. La caduta preceduta da un forte boato che ha messo subito in allarme la quarantina circa di fedeli riusciti a scostarsi in tempo, a parte i 2 contusi lievi, dall'ammasso di ferro e vetri che stava per abbattersi proprio sugli stessi, la causa da ricercarsi nel forte vento dovuto al temporale che ieri, come noto, ha investito anche l'intera terraferma. Nella sfortuna dunque la fortuna che la caduta del rosone sia stata attutita, per così dire, dalla balaustra dell'organo che, colpita per prima, ne ha deviato la caduta stessa, con la messa successivamente sospesa e i fedeli che hanno trovato riparo tutti in sacrestia, con il prete che, visto il buon esito del grave incidente, ha gridato al miracolo. Aveva bevuto troppo e stava importunando clienti e passanti, per questo i carabinieri sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica nel centro di Caorle, arrestando un 49enne di Auronzo di Cadore in vacanza nella località balneare. Quando i militari sono intervenuti in seguito alle chiamate dei villeggianti, l'uomo si è rifiutato di mostrare un documento e ha continuato nel suo atteggiamento insultandoli. Così è stato condotto in caserma, non si è calmato, ha afferrato una sedia, l'ha alzata minacciando di colpire i carabinieri. Alla fine è stato bloccato e portato nella camera di sicurezza, quindi dichiarato in stato di arresto per i reati di rifiuto di indicare le proprie generalità, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Parliamo delle multe in bacino San Marco, perché non ci sarà nessuna prescrizione. Dopo i tanti ricorsi, ora la competenza passa dal magistrato alle acque al Comune di Venezia. Importante da tempo attesa novità per quel che riguarda la navigazione a Venezia in bacino San Marco. Ad annunciarla lo stesso assessore di reparto. Dobbiamo dire a tutti coloro che hanno pensato sino ad oggi di poter superare il problema di non pagare le sanzioni perché è in capo all'ex magistrato alle acque, il quale non riusciva per una questione strutturale a provvedere alla riscossione, oggi viene dato in delega al Comune di Venezia, per cui andremo noi a provvedere alla riscossione. Nessuna multa quindi verrà archiviata, ovvero nessuna sanzione andrà in prescrizione, anzi il Comune si appresta a batter cassa. Chissà che questo riporti nuovamente un po' di buonsenso a coloro che non osservano e rispettano le regole nella navigazione. I natanti sono avvisati. Speriamo che questo, appunto, ripeto, porti buonsenso e quindi un miglioramento anche al traffico acqueo. È rientrato ieri dalla Marmolada la storia di Moreno Pesce, atleta senza una gamba che sfida le vette più alte.
Un incidente in moto gli ha portato via la gamba, poi il dolore, la sofferenza e la ripresa. Moreno Pesce, originario di Noale ma bellunese d'adozione, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e da quell'agosto del 1997 le sue imprese titaniche hanno fatto il giro del mondo. Mi ha dato la possibilità di farmi delle domande interne per cercare di trovare le mie risposte e le sto trovando attraverso lo sport. Alpi e Dolomiti sono sue con una sola gamba. L'ultima freschissima esperienza è la Marmolada. I momenti difficili però non sono certo mancati, ma grazie a una grande forza di volontà, alla famiglia, agli amici e la compagna conosciuta qualche anno dopo l'incidente, Moreno è diventato un grande atleta. Assieme siamo ripartiti a fare queste gare di velocità in montagna, che è tutto un dire per me, che sono sempre ultimo e vado pianissimo. Una gara di velocità sono sì delle gare dove si sale con pendenze molto impegnative, è l'unica maniera che avevo per potermi difendere, tra virgolette, dai normodottati, era proprio quello di affrontare queste salite utilizzando la parte che era rimasta di me, cioè quindi la gamba, la protesi, e avevo le spalle che andavano bene, quindi ho messo su le stampelle, ho accettato di vivere con le stampelle certe situazioni. Nel frattempo Moreno è anche diventato papà. Ho avuto per una fortuna nella vita, regali, sai, la vita ti regala tante, ti toglie e ti dà, io sono più per il dare, io vedo quello che è rimasto e tutto quello che si è generato dopo il mio incidente. La scelta di Moreno non include solo aspetti positivi, anzi. Anch'io ho avuto i miei momenti bui, tristi e soprattutto ho dei momenti in cui mi faccio qualche domanda e mi chiedo, ho paura, cioè ritorna in me la paura prima di fare le cose. Non è assolutamente semplice quello che faccio e non voglio trasmettere alle persone che mi stanno vedendo o ad altri disabili la cosa come fosse una cosa fattibile in qualsiasi momento. Ci vuole molto allenamento, ci vuole tanta pazienza, ci vuole una buona dose di pazzia e soprattutto accettare con gran serenità l'impossibilità di fare una cosa. Vi ricordo i nostri riferimenti per segnalarci disagi, disservizi, noi interverremo, lo spazio è naturalmente, lo dico ad antenna, spazio dedicato a voi, sms e whatsapp al 351 1755 340, email a redazione @antena3.it, telefono e segreteria 0422 0230 898. Questa sera, subito dopo i nostri telegiornali a 20:10, parleremo di Prosecco, viste le novità sulle colline del Prosecco riconosciute sito dell'UNESCO. Ospite in studio Ernesto Balbinot, imprenditore di questo settore, Balbinot di Manzane. Poi al ring con il nostro Ferdinando Avarino saranno in studio il senatore della Lega Giampaolo Vallardi, il 5 Stelle Simone Scarabel e Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo. Tantissimi, l'abbiamo sentito anche relativamente all'autonomia, gli argomenti e i temi dell'attualità politica in questo lunedì. A me a questo punto non rimane che ringraziarvi per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone cede nuovamente, lasciando così aperta la porta a correnti fresche e instabili, responsabili di un'intensa ondata di maltempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata. Col passare delle ore è previsto un deciso peggioramento, con temporali diffusi, localmente anche forti, specie tra Padova, Vicenza e Verona. Attenzione perché associata alla pioggia non si esclude anche della grandine e anche violenti colpi di vento. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi in calo compresi tra 25 e 28 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con rovesci anche intensi dal pomeriggio, con possibili locali nubifragi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino, poi anche in questo caso col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la nostra regione.
Temperature minime sui 18 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.